È partito il countdown, meno 5 giorni alla raccolta differenziata in tutta la città di Agrigento. Ciò significa che se i condomini, anche più grandi, non hanno i carrellati, non fa niente. Da lunedì dovremmo vedere per strada 25-50 piccoli mastelli e se c'è il doppio turno di conferimento, ad esempio organico e un altro materiale, i cestelli raddoppieranno. Se si perdono o si rompono, occorrerà riacquistarli al costo di 15 euro cada uno. Questo accadrà ad Agrigento Centro da domenica notte e lunedì mattina. Serviva del tempo per organizzarsi, trovare soluzioni, ma il tempo non è stato sufficiente, comunque i nodi sono rimasti al pettine. I grandi scarrabili, cioè contenitori grandi, sono stati previsti solo per le utenze commerciali. Al momento sono quasi quindi finiti, e cioè niente. Bisogna aspettare che la SRR aggiudichi il nuovo appalto, quando? Forse a fine estate. E se questo comporta disagi, pazienza, si parte lo stesso. I problemi, gli intoppi verranno risolti in corsa. Anche gli abitanti di Fontanelle devono correre, sbrigarsi ad andare a ritirare i loro cestelli, perché anche loro, che la differenziata la fanno o avrebbero dovuto farla da un anno, devono adeguarsi con i nuovi cestelli, perché i vecchi, cari mini cassonetti sono sprovvisti di codice di riconoscimento. Allora via mal di pancia e alle lamentele.